Primi passi verso la fusione tra i comuni di Nanto e Castignero con l'audizione nella prima commissione consiliare della Regione Veneto. Presentato dai sindaci lo studio di fattibilità e i motivi per cui si chiede la fusione. Il nome scelto dai cittadini del nuovo comune sarà Castignero Nanto e la sede provvisoria sarà nel comune di Nanto. Una fusione che porterà, una volta approvata, spiegano i sindaci, un tesoretto alle due comunità di 12 milioni di euro in 15 anni, con cui poter rafforzare attività e servizi rivolti ai cittadini. Un solo comune che potrà efficientare i servizi, potrà dare più risposte ai cittadini e potrà uniformare ancora di più le attività che abbiamo già in comune, come ad esempio le scuole, la protezione civile, le unità pastorali, i trasporti. Abbiamo una contiguità di territorio, interessi comuni, facciamo parte dell'IPA dei Colli Iberici, facciamo parte dello stesso ambito dell'USL e il nostro comune, appunto, con la fusione potrà avere un maggior peso anche nei tavoli istituzionali. Ora si attende il parere ufficiale della Commissione e la presa d'atto del Consiglio regionale, poi si stabilirà la data del referendum. Intanto sono partite le assemblee informative rivolte ai cittadini. Adesso cominceremo con le assemblee pubbliche, ce ne saranno già a luglio, primi di luglio, fine luglio, poi a settembre, ma noi consiglieri comunali ci siamo già mossi con dei tavoli di lavoro condivisi su tutti quei processi, piano degli investimenti, bilancio, gestione dei rifiuti, statuto e regolamenti, tributi, personale, sociale, che devono essere messi per dare la possibilità che il nuovo comune abbia già delle basi, delle fondamenta solide.